Questo è soltanto però un primo passaggio. Ora ci aspetta la vera sfida, quella di riempire di contenuti ulteriori queste province. L'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti guarda già alle prossime mosse dopo il voto di questa notte che reintroduce le province in Friuli Venezia Giulia. Soddisfatto tiene però a ricordare ciò che di negativo a suo dire l'abolizione voluta dalla giunta Serracchiani ha lasciato. L'edilizia scolastica a pezzi, la viabilità ex provinciale che non veniva più manutenuta, con le proteste dei sindaci e dei cittadini. L'impegno per Roberti e per la giunta è ben preciso. L'obiettivo finale rimane quello appunto di riempire di funzioni le province ulteriori, avvicinare le scelte di governo al territorio, ai cittadini, alle comunità locali, fare in modo che la regione torni ad esprimere il proprio ruolo per cui è nata, cioè quello di programmare e legiferare lasciando che poi le scelte di amministrazione e di gestione del territorio siano devolute sempre più in basso. In tal senso dunque sarà fondamentale il lavoro della cabina di regia che andrà ad insediarsi nel breve per valutare le funzioni che dovranno essere devolute. Ci aspettiamo già che alla fine dell'estate arrivino le prime leggi di settore che sposteranno appunto queste funzioni innovative, perché non sarà un ritorno al passato verso i nuovi enti d'area vasta. Non sarà, sottolinea Roberti, un percorso breve, ma è anche vero che la Regione non ha fretta. E il percorso sarà lungo, queste sono scelte di responsabilità. Abbiamo visto in passato come scelte frettolose, compresa l'abolizione delle province, abbiano in realtà generato disservizi e maggiori costi. Questo è certificato dalla Corte dei Conti, non da me, non da questa maggioranza. Abolire le province è costato di più.